Sì, il 2025 come al solito non facile perché veniamo da anni sicuramente molto turbolenti, però la struttura c'è, è ormai consolidata, abbiamo anche uno staff di persone molto preparate che sanno affrontare anche le difficoltà. E le difficoltà le cerchiamo di andare a risolverle naturalmente dai nostri soci, dai nostri clienti con un servizio adeguato, con dei tecnici che diano risposte professionali e che risolvono i problemi delle nostre aziende. Questo è l'obiettivo che ci poniamo. Poi tutto quello che forniamo è di tutto di più a 360 gradi, su quello credo che pochi possono dare un'offerta e fare un'offerta così diciamo capillare. È stato un anno non facile, ma i risultati ci sono, siamo positivi, nel senso che stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista, in termini di fatturato, di posizionamento e di anche percentuali di mercato, e questo ci fa dare la forza per continuare a investire ancora nei nostri punti vendita che sono quelli più vicini ai nostri soci, ma dando sicuramente risposte eh, con delle persone giuste nei momenti giusti. Lei sempre ama sottolineare che il consorzio agrario è sì per i professionisti dell'agricoltura, ma anche per tutte le famiglie che hanno un cane, un gatto, ma anche che hanno il pollice verde. Lo dimostra l'8% in più di fatturato fatto da Tutto Giardino e in più anche naturalmente il food, il pet and food, che sicuramente dimostra che non è solo la casa dell'agricoltore, ma la casa di tutti quelli che vogliono trovare prodotti di qualità e un servizio e una disponibilità sempre a top. Continuano gli investimenti ovviamente sulle strutture, sui nuovi negozi, sul comfort dei clienti. Sì, stiamo cercando di concentrare i negozi non solo diciamo, nel numero, ma dando anche dei servizi ben precisi. Vogliamo che una parte di questi siano negozi a 360 gradi, dando anche una risposta anche ai nostri chiaramente hobbisti, ma gli altri invece che siano assolutamente di supporto alle aziende con dei tecnici preparati, come dicevano, che coprino il territorio e diano risposte veloci ed esaudenti alle nostre aziende. Perciò sono scelte che stiamo facendo da anni, cercando come minimo di migliorare i nostri punti vendita, ma di dargli anche un senso con delle risposte e con un efficientamento che era doveroso.